Ciao a tutti e bentrovati, io sono Maria Grazia e un saluto speciale ai bambini di Tissi, delle scuole di Tissi, e oggi saremo insieme per una tecnica carinissima per il recupero e la decorazione dei barattoli di vetro, dei comunissimi barattoli che possono essere quelli dei sughi e delle conserve oppure dei bicchieri che magari non utilizziamo più perché non c'è tutto il servizio. Li possiamo trasformare in dei deliziosi vasetti oppure dei portacandele. Allora, per fare questa operazione possiamo usufruire di diversi tessuti. Potrebbero essere la juta, stiamo lavorando sul tema del mare, quindi la juta oppure dei pizzi, ma una cosa molto comoda potrebbero essere i tessuti o i pizzi dei collant delle vostre bimbe che magari non gli stanno più e quindi potremo tagliarli in questo modo e utilizzarli per decorare i nostri vasetti. Allora, questo collante era bianco. Per dargli questa colorazione sabbia gli ho fatto un bagno nel tè. Questo perché io così posso abbinarlo più facilmente alle conchiglie e a tutte le rifiniture in corda che andrò a utilizzare per la decorazione del mio barattolo, del mio vaso portafiori. Allora, è estremamente semplice questa operazione perché basta infilare il pizzo e tutto è a posto. Allora, lo fermo con dei puntini minuscoli di colla. Prima controllo bene da tutte le parti che arrivi alla fine, così che questo bordo sia dritto, e procedo col mettere dei micro punti di colla a caldo per fermarlo in questo modo. 1 e 2. Qui porto su, ok, la colla così. Allora, a questo punto ho scelto di rifinire il pizzo con questa serpentina color corda. Prendo sempre la colla a caldo e con attenzione metto un filo di colla e poggio la mia serpentina, ok, sul pizzo e vado a rifinire il pizzo in questo modo. Opla. Ecco qua. Così. Yeah. Esatto. È così. Oddio. Ok. Allora, una volta che abbiamo incollato la nostra passamaneria, lasciamo dei pezzettini che sporgono dietro, così dopo mi dà la possibilità di creare una decorazione per chiudere il tutto. Allora, la passamaneria la utilizzeremo anche per decorare
la bocca del nostro vasetto, in modo da nascondere la filettatura del vetro. Così. Uno. Ecco qua, e continuiamo col giro. Anche sotto. In questo modo. Ecco qua. Ok, adesso non ci rimane che rifinire il bordo inferiore. Allora, lo ritagliamo per bene in questo modo. Opla. Così. Lo fermiamo prima con giusto 2 punti di colla. Utilizzo il taglierino per fermarlo perché adesso la colla è veramente molto calda, quindi dobbiamo stare attenti alle mani. E anche qui rifiniamo sempre con la stessa passamaneria, partendo dal retro. Qui c'era, ho la possibilità di avere un punto di riferimento proprio perché era un collante di pizzo con la riga dietro, quindi questa riga mi dà il segno su cui devo lavorare per chiudere o aprire la mia decorazione, iniziarla. Allora, inizio con mettere la colla piano piano, facendo attenzione a non eccedere perché sennò viene fuori dalla passamaneria. Ok, così. Ecco. Ecco qua. A posto. A questo punto qui la chiudo pari, qui allora intanto realizzo la mia decorazione sul davanti, quindi
prendo le mie conchiglie, che possono essere o conchiglie che trovate in spiaggia, ma se non vivete in spiaggia sicuramente le trovate in qualche bricco e hanno conchiglie carinissime. Allora, sempre con la colla a caldo, prima mi preparo la mia decorazione, un'idea di decorazione. Allora, il fiocchetto, avevo preparato un fiocchettino, ecco, utilizzando sempre materiali naturali come la corda o insomma quello che potete trovare a casa. Applico prima il mio fiocchetto. Allora, ok, no, prima le conchiglie grandi, così. Diamo una misura. Così, ok. Ecco qua. L'ultimo tocco per rifinire dietro il vasetto. Allora, a questo punto lo terrei molto semplice, tagliando la serpentina così, in questo modo. Ecco qua. Una volta che la colla si asciuga, possiamo provvedere a tirare via tutte le sbavature o i fili che la colla a caldo lascia, ed ecco il nostro vasetto portafiorellini. Carino, molto veloce e semplice. Eccoci qua, da abbinare alla nostra collezione delle decorazioni estive. Vi ringrazio anche oggi e vi aspetto per la prossima lezione. Grazie a tutti, ciao!